Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo collegati in diretta dalla Cattedrale di Vittorio Veneto, le immagini vi giungono in diretta. Oggi è il 24 maggio 2021. Oggi la sezione ANA di Vittorio Veneto, la sezione degli alpini, compie 90 anni e gli alpini, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia in corso, hanno voluto ricordare questa ricorrenza con la celebrazione che ci apprestiamo a seguire. Celebrazione che è stata anticipata qualche istante fa dall'alzabandiera in Piazza Giovanni Paolo I. Una rappresentanza della sezione ANA di Vittorio Veneto ha dato luogo all'alzabandiera. Tra pochi istanti vi riproporremo le immagini appunto registrate qualche minuto fa e poi ci appresteremo a seguire insieme la Santa Messa. Alza la bandiera! L'inusuale presenza di tanti fedeli con il cappello alpino convenuti per la celebrazione della messa ordinaria feriale trova risposta nella ricorrenza del 90° anniversario di costituzione della sezione alpini di Vittorio Veneto, avvenuto esattamente domenica 24 maggio 1931. La circostanza ci ha indotti a impreziosire la partecipazione al rito della celebrazione eucaristica con la volontà di stringersi assieme nel ricordo di chi ci ha lasciati nel corrente anno nel trascorso 2020.
Abbiamo chiesto ai familiari di portare con sé anche i cappelli dei loro cari estinti, qui posati ai piedi dell'altare, affinché possano idealmente stare ancora una volta in mezzo a noi e percepire il calore dell'amicizia che per anni in vita è stata il collante della nostra appartenenza. Consentiteci, prima della conclusione della celebrazione, di chiamarli uno ad uno per identificare la loro presenza e per recitare all'unisono, anche con loro, la preghiera dell'Alpino. Grazie per la collaborazione. Affidiamo al celebrante il compito di condurci alla condivisione della parola di Dio. Per favore, il lettore. Negli istanti che ci separano all'inizio della celebrazione andiamo a proporvi alcune immagini che abbiamo realizzato sabato 22 maggio. Gli alpini hanno deciso di fare un momento di ricordo, hanno deciso di rendere omaggio ai caduti e quindi si sono recati nei cimiteri della città per un momento commemorativo. Andiamo a vedere le immagini pronti ad interromperle con l'inizio della celebrazione eucaristica.
Preghiera dell'alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Alessandro Tandura, medaglia d'oro al valor militare. Medaglia d'oro al valor militare Luigino Tandura. Salvadoretti, al dottor, presidente della sezione, dal 29 giugno 1957 al 20 febbraio 1982. Presidente Commendator Aldo Marinotti, della famiglia Marinotti Industriali. Presidente dal 30 giugno 1954 fino al 4 gennaio 1957, giorno della sua morte. Teodoro Carnielli è stato, assieme a Giovanni Anselmi, Giovanni della Giustina, Domenico De Polo, Giuseppe Faganello, Luigi Menegazzi e Tiziano Posocco, il maestro Posocco, fondatori della sezione nel 1931. Onori al presidente generale Carlo Giovannini.
valor militare Annibale Pagliarini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Ogni messa che noi celebriamo è memoria, meglio, è memoriale. È un atto che riproduce, rende presente in mezzo a noi Cristo nel suo atto di dare la vita per noi. E questo gesto messo a disposizione di tutti, come dire, rafforza la vocazione di ciascuno, che è una vocazione all'amore. Io vi auguro che questa celebrazione non sia soltanto ricordo di qualcuno o commemorazione di una istituzione, ma sia rinnovamento personale per ciascuno. Come sempre, quando ci avviciniamo al mistero di Dio, sentiamo la nostra piccolezza e ci sta bene chiedere perdono per i nostri peccati. Signore, che sei venuto non a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito, morente sulla croce, ci ha donato la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria, come nostra madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo
l'intera famiglia degli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Il Signore registrerà nel libro dei popoli. Là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Io credo che il modo migliore che io ho per dare un contributo a questo momento celebrativo, oltre ovviamente ad offrirvi l'Eucarestia, è quello di spezzare il pane di questa parola che abbiamo ascoltato. Oggi la Chiesa celebra la festa di Maria, Madre della Chiesa. Il Vangelo, l'avete ascoltato, ci riporta ai piedi della croce dalla quale Gesù presenta al discepolo la madre, perché la prenda in casa con sé come madre dei discepoli, madre della Chiesa. Ad una lettura e ascolto attento di questo Vangelo, noi possiamo capire che Gesù fa 3 consegne. È bello, no? Quando uno viene a mancare nel letto di morte, consegna qualcosa di sé. Anche noi che commemoriamo chi è mancato, in qualche modo prendiamo da ciascuno una consegna. Bene, sulla croce Gesù consegna 3 realtà. La prima è la madre che consegna ai discepoli. La seconda consegna è, dice, consegnò il suo spirito. È lo Spirito Santo, perché sulla croce avviene la prima Pentecoste, la prima effusione dello Spirito di Gesù, non solo su chi era ai piedi della croce, ma sul mondo intero. E poi, dopo che era morto, consegna, dice Giovanni, acqua e sangue. Acqua e sangue vuol dire l'acqua battesimale e il sangue del mistero eucaristico.
nel quale in questo momento siamo immersi, in quanto battezzati, popolo che celebra l'Eucaristia. Bene, tutto questo cosa può voler dire per noi, per un'associazione che commemora una propria storia lunga e gloriosa? Beh, partiamo dal cuore di tutto questo. Quando Giovanni dice emise, consegnò il suo spirito, intende dire consegnò al mondo lo spirito dell'amore. Lo Spirito Santo è lo spirito dell'amore e la storia dell'umanità è consistente, è stabile, è fondata su qualche cosa se qualcuno prende questo spirito dell'amore e si lascia rifare, ricostruire, rimodellare e si rende capace a sua volta di amore. L'umanità è una storia di atti di amore, perché quello che rimane di una vita è quanto ha amato. Tutto il resto è relativo e secondario. Ed è bello allora immaginarci come soggetti che ricevono lo spirito dell'amore e fanno della propria vita una capacità di dono. Quando dico amore non dico qualcosa di leggero, di facile, dico qualcosa di doloroso, di faticoso. C'è la fatica dell'amare che contrassegna la nostra vita. Vedete quell'immagine della Madonna che sta al lato destro della chiesa che io da qui indico? È un'immagine bella, semplice, popolare. Quante volte io ho visto bambini, giovani, adulti, uomini e donne entrare in chiesa, sostare davanti all'immagine della Madonna, talvolta ho visto piangere e immagino che questa sosta voglia dire: dammi la forza di perseverare, dammi la forza di amare, dammi il coraggio di tener duro, fa che io cavi fuori da me il meglio di me per costruire attorno a me qualcosa di buono. In questo lei è madre dei discepoli chiamati ad amare, perché la Chiesa è questo, una comunità di discepoli che vivono l'amore reciproco, che vivono l'amore dei nemici, che sanno dare la vita per la causa dell'amore. Io vi invito a prendere qualcosa di tutto quello che ho detto per voi personalmente, ma anche per la vita dell'associazione. In fin dei conti, la vostra è un'associazione di persone che si spendono per gli altri, fanno dono della propria vita ed è un modo di amare. Ci sono molte fatiche anche nel continuare, nel perseverare, nel portare avanti una causa che è una causa per il bene, per il miglioramento, per la ricchezza della società, per una maggior comunione e intesa tra i popoli. Ecco, questo Vangelo dove Gesù consegna il suo spirito e la madre come modello dell'amore, cui ricorrere nell'ora della fatica, parli a ciascuno, parli all'associazione per il bene di tutti.
Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo Figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipi di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera e insieme diciamo: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la Chiesa in cammino nel tempo, a imitazione di Maria, che ha cooperato in modo speciale alla redenzione, renda buona testimonianza al Vangelo davanti al mondo. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per tutti gli alpini caduti in guerra e in pace, perché il loro estremo sacrificio ci sia di aiuto ad evitare la follia di nuovi conflitti e nuove perdite di vite umane, come purtroppo ancora oggi accade in tante parti del mondo. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per tutti i caduti, di tutte le parti e di tutti i fronti, e per tutte le nuove vittime della violenza, dell'odio e della malvagità dell'uomo, perché ci siano di monito ed aiuto nella ricerca costante delle vie del bene e della pace. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Nel 90° della nostra sezione, nel ricordo delle 4 medaglie d'oro al valor militare, dei soci fondatori, dei presidenti che l'hanno guidata, di tutti coloro che l'hanno sostenuta con sacrificio ed operosità nel costante impegno verso i bisogni della collettività, perché ci siano di stimolo e di esempio per sempre bene operare. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Nel ricordo delle vittime da Covid-19, perché la scienza, la medicina e l'impegno individuale e collettivo trovino pronte risposte al debellamento della pandemia. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per le nostre comunità locali e nazionali, per i loro amministratori e governanti, perché tutti insieme trovino le risorse e le energie necessarie ad affrontare le sfide del presente e guardare con nuovo ottimismo al futuro. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio della salvezza, che in Maria hai esaudito le attese e le speranze dell'umanità, fa che questa generazione costruisca con la forza del tuo Spirito la nuova civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio e per l'amorevole intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Vittorina e Maria, di Angiolino, di tutti gli alpini caduti, degli alpini defunti che ci hanno lasciato negli ultimi 2 anni in modo particolare, e di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci uno sguardo di pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per avvicinarsi al sacerdote e ricevere la comunione ci muoviamo in questo modo, una sola fila centrale, una fila sulla navata di destra, una fila sulla navata di sinistra, poi si ritorna al proprio posto lateralmente. Grazie.
Preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, porti a tutti i popoli l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Reciteremo la preghiera dell'Alpino anche con la voce di Renzo dalla CIA, Gino Perin, Davide Sonego, Giovanni Mazzer, Alberto Piccin, Ivan Pittau, Ernesto Deitos, Vittorio Vazzola, Giuseppe Lazzaro, Angelo Bertolin, Elsa Deitos del gruppo Città, Dottor Sebastian, Frare Italo, Baggio Bruno, Vendrame Ireneo, Dalmas Tarcisio del gruppo di Cappella Maggiore, Zorzatto Luciano, Moret Antonio del gruppo di Cison di Valmarino, Darè Ivano, Zambon Bruno, Marchioni Giovanni, Darodda Alfonso, Covre Franco, Canzian Giuseppe, Fardin Giovanni, Tomasella Giacomo, Bozzan Giovanni, Segat Adelchi, Casagrande Ugo, Tomasella Eliseo, Como Ruggero del gruppo di Colli Umberto, Carlet Silvano, Citron Gino, Coletto Giampaolo, Dalla Libera Aldo, Modolo Carlo, Serafin Umberto, Toffoli Mario del gruppo di Cordignano, Casagrande Romano, De Mari Mario, Naibo Mario, Nardi Natale, Tonet Gianni del gruppo di Follina, Polleggioni Lucio, Livio, Darè Giancarlo, Maso Alfonso, De Cal Antonio del gruppo di Fregona, Zardet Francesco, Denoni Sergio, Carpenè Angelo, Sasso Valentino, Rizzo Mauro del gruppo di Lago, Zanus Giuseppe, Moro Zaccaria, Rizzi Giuseppe, Sandel Leo, Gregoletto Luigi del gruppo di Miane, Trampetti Claudio, Zanetti Giacomo Nino, Somavilla Primo del gruppo di Revine, Dorigo Benvenuto, Della Libera Giuseppe, Battistuzzi Augusto, Poser Paolo, Marchioni Alfredo, Darè Sante del gruppo di San Giacomo di Veglia, Peruc Alberto, Polini Achille, Franco Oreste del gruppo di Sarme de Rugolo, De Coppi Abramo, Polini Rino, Franceschetta Aldo, Dalcin Guido, Introvigne Valeriano del gruppo di Tarzo, Carniel Valerio del gruppo di Valmareno, Stefani Giampietro, Bianco Ennio, Altoè Gino, Piccin Mario, Pagotte Eugenio del gruppo Valla Pisina, e tutti gli alpini, ovunque, defunti. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a Te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Tutto quello che questa celebrazione ci ha messo in cuore, ci ha fatto evocare, di cui ha fatto memoria, poniamo ora sotto la benedizione di Dio perché le nostre vite, anche questa associazione, cammini nel segno dell'amore, della costruzione della pace e della fraternità universale. Il Signore sia con voi, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Stella del mare.
Signore e signori alpini, signor Sindaco, graditi ospiti, le prime tracce della costituente sezione di Vittorio Veneto si trovano nel 1929, allorché il presidente nazionale Manaresi incaricò il tenente Gino Armellin di costituirla. Dopo 2 anni di lavoro, il 24 maggio 1931, in occasione del raduno regionale, la sezione fu ufficialmente fondata, incorporando anche dei gruppi già costituiti ed iscritti con la sezione di Belluno. Soci fondatori: Giovanni Anselmi, Giovanni della Giustina, Domenico De Polo, Giuseppe Faganello, Teodoro Carnielli, Luigi Menegazzi e Tiziano Posocco. La vita associativa era in quegli anni molto intensa e si inseriva in una serie di iniziative patriottiche. Con l'8 settembre spariscono i simboli che rappresentavano l'appartenenza e si sciolgono le varie associazioni d'Arma. Anche la nostra, con il 1943, cessa di fatto ogni attività e con la morte del suo comandante 18 giugno 1944 cessa anche la sua esistenza. Vessillo, fiamme e carteggi spariscono, ad eccezione della fiamma del gruppo di San Lorenzo. Conservata con cura dal suo alfieri Checuz Rizzieri e consegnata poi alla sezione. Sono cambiati i tempi, è subentrata l'indifferenza per tutto ciò che sa di patria, di associazioni, in particolare l'attaccamento a quelle dell'Arma. Nel 1945, attorno ad un bicchiere di vino nella vecchia osteria di un alpino, Domenico De Polo, alla taverna di Vittorio Veneto, cominciano a darsi convegno i superstiti reduci dalla Grande Guerra dalla Russia e dai vari fronti, e nel ricordo rinasce l'orgoglio sopito e comincia a rinascere pian piano, con grande sacrificio e non senza umiliazioni, la sezione ANA di Vittorio Veneto. Domenica 6 ottobre 1946 si ritrovano per iniziativa del mutilato e reduce di Russia Ruggio Palmo nella sede dell'ex Casa del Fascio, divenuta sede della Camera del Lavoro, e quantunque in pochi nominano il Consiglio direttivo sezionale, il primo del dopoguerra, con presidente Mario Cecilian, che abbiamo onorato sabato di fronte alla sua tomba. Nel 1948, il 3 ottobre, alpini, ricordatevi questa data, 3 ottobre, la sezione, seppur rappresentata da una sparuta schiera di 60 superstiti, fa la sua prima uscita alla dunata di Bassano del Grappa, in occasione della ristrutturazione del Ponte degli Alpini. Alpini, il 3 ottobre 2021 a Bassano del Grappa verrà inaugurato il Ponte degli Alpini. Quale momento rappresentativo può essere se non quello di partecipare anche a questo evento? Seguirono alcuni anni di intenso impegno nella costituzione di gruppi chiamati inopinatamente sottosezione. Tutto il mandamento era ormai coperto e la sezione, soprattutto dopo la nomina a presidente del commendatore Aldo Marinotti, avvenuta il 30 giugno 1954, cominciò a darsi una sua organizzazione. Il 5 settembre 1954 la sezione, presenti con i suoi gruppi in tutto il mandamento e nelle frazioni cittadine, rinasce ufficialmente in Piazza del Popolo. I presidenti della sezione, dalla sua costituzione 24 maggio 31 al 1943, Gino Armellin; dal 1946 al 1951 Mario Cecilian; dal 52 al 53 Corrado Concini; dal 53 al 54 facente funzioni Gino Perin; dal 54 al 57 il commendatore Aldo Marinotti. Il Gino Perin facente funzioni seguì ad Aldo Marinotti dal 57 mese di gennaio al mese di giugno, per poi
cedere la carica di presidente al dottor Giulio Salvadoretti, che dal 29 giugno 1957 resse la sezione fino al 20 febbraio 1982. Gli successe Lorenzo Daniele fino al febbraio del 94. A lui fece seguito il generale Carlo Giovannini fino al 5 settembre 95. Dal settembre a marzo 95 a marzo 96 facente funzioni Donato Carnielli, che poi resse la sezione dal 1996 al 2005. A Donato Carnielli dal 14 marzo 2005 al 9 marzo 2008 Dino Salamon, dal 10 marzo 2008 al 6 marzo 2016 Angelo Bizze e dal 7 marzo 2016 ad ora e ancora per un po' Francesco Introvigne. I presidenti onorari sono stati il commendator Teodoro Carnielli, socio fondatore, il generale Luigi Menegazzi, il dottor Giulio Salvadoretti e il dottor Lorenzo Daniele. La sezione si fregia di 4 medaglie d'oro, una attribuita al tenente Alessandro Tandura, primo paracadutista militare italiano, padre della seconda medaglia d'oro, sottotenente Luigino Tandura, dal sergente maggiore Annibale Pagliarin e dal sergente Giovanni Bortolotto. Oggi la sezione risulta composta da 19 gruppi, 3 cori, il coro Ana dal 1958, il coro Coldilana dal 1974 e da pochi anni il coro Mesulano. L'unità di protezione civile è costituita il 9 novembre 1998 e il reparto Salmerie è costituito ufficialmente il 9 ottobre 2000. L'opportunità di leggere, si spera con interesse, il libro che tratterà di questi primi 90 anni, di prossima pubblicazione, consentirà al lettore di conoscere la cronaca dei momenti citati e di scorrere interessanti pagine di storia. Grazie per l'attenzione. Concediamo la parola al signor Sindaco della città di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Buonasera signori. Sembra che i fanti siano stati un po' più fortunati ieri, ma penso che un po' d'acqua non faccia paura agli alpini. Io vi porto volentieri il saluto mio e di tutta la città. E questa è una giornata importante non solo per voi, ma appunto per tutta la città, che non può che ringraziarvi perché voi elargite un'opera importante, ma anche la vostra stessa presenza è importante. Perché vedete, per i viventi acquisire importanti cambiamenti nel proprio DNA bisogna di tanto tempo, non dico aree geologiche, ma comunque tantissimo tempo, e voi in 90 anni siete riusciti a cambiare lo stato stesso fisico dei vittoriesi, che oggi sono un po' tutti alpini e quindi godono della vostra presenza. Voi siete bravi. Sacrificio, impegno, memorie, tributi, ma avete anche una seconda faccia fatta di umanità, convivialità, felicità nel stare assieme, e tutto lascia pensare che fra poco potremo tornare della vostra presenza anche secondo questo aspetto. Grazie ancora. Grazie signor Sindaco. Prende la parola il Presidente della sezione, Francesco Introvigne. Sul far della sera, quando le ombre prevalgono sulla luce del giorno, anch'io vi porgo il mio saluto. Siamo qui oggi, 24 maggio, in un luogo particolare e speciale, la loggia del Sansovino, presso il Museo della Battaglia, dove si è fatta parte della nostra storia, dove si è consumata e si ricorda una parte importante della storia della nostra patria, l'Italia. Porgo un cordiale saluto a lei, dottor Miatto, sindaco della città di Vittorio Veneto, che rappresenta l'intera comunità cittadina. Grazie a voi, quelli che sono rimasti, parenti dei nostri soci andati avanti nell'ultimo biennio
e che solo oggi siamo riusciti a ricordare a causa delle note restrizioni. Sono particolarmente grato a voi, Gino Dorigo, Marco Piovesan e Massimo Burol, colleghi presidenti delle consorelle sezioni del Piave, ovvero di Conegliano, Treviso e Valdobbiadene, per aver condiviso con i vostri rispettivi vessilli, nel grato silenzio della Protezione Civile, questo momento celebrativo. Esprimo riconoscenza ai qui presidenti emeriti, sezionali, Dino Salomon, Angelo Biz e anche a Donato Carnielli, che se non è con noi lo è sicuramente col cuore, al consigliere emerito Renato Genovese, ai 19 capigruppo, accompagnati dai rispettivi gagliardetti, e da voi, miei cari alpini, presenti nella ridotta misura consentita, anche se siamo un po' ravvicinati, ma idealmente qui, a nome di tutti, significativamente rappresentati delle varie appartenenze, siano esse i cori, la protezione civile, il gruppo atleti, il reparto salmerie, il consiglio direttivo sezionale, i collaboratori e la forza lavoro, che non usa tanto apparire ma molto lavorare. La nostra sezione compie, come detto, proprio oggi 90 anni, vissuti per i 2/3 dello scorso secolo tra alterne vicende di guerra e di pace, e per oltre un ventennio di questo saluberrimo secolo, infranto lo scorso anno, improvvisamente, da quella subdola e perniciosa nuova guerra che è la pandemia da Covid-19, che tante vittime ha sinora mietuto e dalla quale speriamo, anzi vogliamo, tutti uscirne presto. Nella Santa Messa in cattedrale abbiamo pregato per tutti i nostri cari alpini, ma non solo per loro, caduti in guerra, in pace, in servizio e in congedo, per le 4 medaglie d'oro valor militare di cui si fregia il nostro vessillo, come ricordato padre Figlio Tandura, Annibale Pagliarin e Giovanni Bortolotto, che unitamente ai presidenti miei predecessori andati avanti abbiamo onorato sabato scorso, rendendo loro visita nei cimiteri in cui riposano, e per i tanti che, non meno degni di citazione, hanno segnato l'epopea della nostra sezione. Abbiamo anche reso grazie per tutto il bene ricevuto e per le forze che ci vengono date per continuare al meglio sulla giusta strada segnata dai nostri avi. Poter celebrare i nostri 90 anni era un impegno che ci eravamo assunti da tempo e che abbiamo voluto onorare, consapevoli del difficile periodo che stiamo vivendo, rispettando le disposizioni vigenti a tutela della nostra e altrui salute e sicurezza. Ricordiamo oggi il compiersi di 90 anni di storia, di impegno, di continuità di valori e di volontariato, fedeli un tempo al giuramento prestato, fedeli oggi ai doveri del ricordo, della memoria e dai bisogni della collettività. La storia della sezione non è che l'insieme delle singole vicissitudini degli alpini dei suoi 19 gruppi, che, disseminati e ben radicati sul vasto territorio degli 11 comuni in cui operano, dall'Alto Livenza alle propaggini del Monte Cesen, promuovono alla fine la storia dell'intero nostro territorio. Buon compleanno dunque a tutti e, superata l'ineludibile mestizia, viviamolo con gioia, gratitudine, impegno e concreta speranza di poter guardare con fiducia ad un futuro davvero migliore. Vivano gli alpini, viva la sezione di Vittorio Veneto
Viva l'Italia! Grazie Presidente. 10 anni fa al Teatro da Ponte abbiamo fatto scendere una grande torta su di noi per simboleggiare la gioia della festa. Questa volta il ricordo di questa festa lo affidiamo a una targa coniata con il simbolo VV90 che ci auguriamo trovi giusta evidenza nelle sedi dei vostri gruppi. Cominciamo con le sezioni ospiti, la sezione ANA di Treviso. La sezione ANA di Conegliano. La sezione ANA di Valdobbiadene. Il gruppo Città. Il gruppo di Cison di Valmarino. Il gruppo di Colle Umberto. Il gruppo di Cordignano. Il gruppo di Cozzuolo. Il gruppo di Follina. Il gruppo di Fregona. Il gruppo di Lago. Il gruppo di Miane. Il gruppo di Montaner.
il gruppo di Revine, il gruppo di San Giacomo di Veglia, il gruppo di Sarmede, il gruppo di Tarso, il gruppo di Tovena, il gruppo di Valmareno, il gruppo Valla Pisina, il gruppo di Osigo, la protezione civile sezionale nella persona del suo rappresentante, coordinatore, e se sono rimasti i rappresentanti del gruppo Salmerie. Bene, ora velocemente, prima di congedarci, la Maina Bandiera e poi liberi tutti. Bene, la cerimonia è conclusa.
Arrivederci e grazie a tutti della vostra partecipazione.